36.000 ragazzi in tutto il Veneto hanno affrontato oggi la prima prova scritta della maturità 2015. Si sono presentati con la carta d'identità e senza telefonini in tasca davanti ai cancelli delle rispettive scuole medie superiori per sostenere la prima prova scritta, quella del compito d'italiano. Per ciò che riguarda i temi proposti, sono stati giudicati dagli studenti fattibili e non spiazzanti. Calvino con il sentiero dei nidi di ragno, una riflessione sulla resistenza, Malala e il diritto all'istruzione. Per il saggio breve o articolo di giornale, la letteratura come esperienza di vita e l'evoluzione tecnologica. Allora, io ho scelto la tipologia A. E quindi io ho preferito scegliere l'autore con cui mi sono preparato, Italo Calvino. Traccia di carattere generale su Malala, che ha vinto il premio Nobel nel 2014 e niente, spero sia andata bene. Bene, dai, non erano tanto difficili le tracce. Io ho fatto quella su tecnologie e scienza, che cosa comporta nelle nuove generazioni, eccetera. Io ho scelto il tema socio-economico, parlava della sfida del XXI secolo e non mi è sembrato molto difficile, sinceramente. Com'era la commissione? Non lo so ancora, li ho visti, ho visto la Presidente, però speriamo che siano buoni. La prima prova della maturità ha avuto luogo anche al liceo Ippolito Nievo di Padova, la scuola di Domenico Maurantonio, una tragedia che ha sicuramente pesato su tutti i giovani dell'istituto. Ci è dispiaciuto tutti quanti, io non conoscevo Domenico, però comunque diciamo che ci ha colpiti perché è stato, l'ultimo periodo è stato veramente brutto. Siete stati coinvolti tutti? Sì, alla fine sì, è stato molto, molto pesante. Domani seconda prova, diversa a seconda dell'indirizzo di studio, per molti studenti la più difficile. È domani che è il clou della situazione. Domani è il problema, sì.